Grazie Presidente. In questi 3 anni di legislatura tante volte mi sono chiesta perché tra la classe politica spesso manchi la cultura della salvaguardia del nostro territorio in tutta la sua interezza. Parto dal presupposto che un modello di sviluppo alternativo e sostenibile non può non partire dallo stop al consumo del territorio, sia che sia devastato dal cemento oppure da culture agricole a noi estranee. Vedi il progetto di sottrazione alla pastorizia e all'agricoltura produttiva di vaste aree per essere impiantati a monocoltura del cardo, una pianta dannosa che i nostri contadini estirpano per conservare proprio la fertilità del terreno, ma che in questo caso è funzionale al progetto definito Chimica Verde. Questo progetto rischia di fatto di dare il colpo letale all'economia agricola per generare poi una nuova servitù, che è la servitù della chimica, che già i nostri territori hanno subito, come ben sappiamo, col petrolchimico, ma che stavolta, guarda caso, si chiama chimica verde, pur sapendo che di verde non ha davvero nulla. Ma consumo inutile del territorio è anche l'operazione Galsi, il gasdotto lautamente finanziato dalla regione autonoma della Sardegna per creare una nuova servitù di passaggio, senza che sia previsto alcun beneficio per le popolazioni e che distruggerà pascoli, corsi d'acqua, colture agricole. Comunque c'è da dire che meno male che il problema questa volta ai sardi viene risolto, come era stato già previsto, dall'Algeria, quindi con un incremento proibitivo del costo del metano, quindi non più competitivo, ma tutto questo dico pure che era prevedibile e preannunciato proprio in questa assemblea. Così come in questa sede non si affronta il problema delle discariche sempre più numerose nei nostri territori, discariche proposte da società in odore di mafia e sponsorizzate, guarda caso, da potentati politici locali. Tutto ciò, ovviamente oltre il cemento, contribuisce alla sottrazione del territorio ad un'agricoltura a tutt'oggi fiorente e capace di generare reddito e ricchezza per le popolazioni locali. Mi sto riferendo in questo caso specifico alla discarica della piana del Cigerri. Allora, oggi la nostra priorità deve essere la riappropriazione e il controllo del nostro territorio, quindi stop al suo consumo indiscriminato e accelerato su tutti i fronti. Così come non possiamo permettere che in maniera indisturbata le multinazionali come la tedesca E.ON minacci di acquistare su ampia scala i nostri terreni agricoli, magari con intermediari forti come ex assessori della regione autonoma della Sardegna, oppure da altri enti che intendono acquistare e pastare del territorio con la chimera occupazionale della chimica verde. Per cui una riflessione seria meriterebbe anche l'acquisto delle nostre terre, cioè la Corsica dico pure che insegna, oppure la questione delle terre su cui gravano gli usi civici che rappresentano il 30% di tutto il territorio sardo. Ma oggi parliamo di cemento. Il PPR proposto dalla Giunta Soru, con tutti i suoi limiti, è forse lo strumento che in questi 60 anni di cosiddetta autonomia ha maggiormente tutelato gli interessi collettivi dei sardi su temi del paesaggio urbano e rurale, l'ambiente costiero e montano della Sardegna. Ricordo che la Corte Costituzionale, a seguito del ricorso del governo italiano del 2005, che sosteneva la mancanza di competenze in materia di tutela paesaggistica da parte della regione autonoma della Sardegna, mentre riconosceva solamente la competenza in materia urbanistica ed edilizia, articolo 3 e 4 dello Statuto. Quindi con una sentenza del 2006 promuove la cosiddetta legge salvacoste, la legge 8 del 2004, che contempla norme indispensabili per la salvaguardia della fascia costiera dei 2 chilometri dalla Batigia. Di fatto la Corte Costituzionale, nel rigettare il ricorso del governo italiano, riconosce la legge 8 del 2004, riconosce che quindi questa legge mette in luce e rafforza norme già esistenti sull'uso e la tutela del territorio sardo, quindi vedi la legge regionale 45 dell'89.
Quindi stiamo parlando di norme che sono assolutamente antecedenti al codice urbani, che impone l'adozione a tutte le regioni italiane, ordinarie e speciali, delle direttive europee in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Quindi direttive che il PPR ha adottato di fatto integralmente. Quindi il PPR voluto dalla Giunta Soru è perfettamente a norma europea e del codice urbani. Per chi l'avesse dimenticato, Urbani era un ministro scomodo dei primi governi Berlusconi, non è comunista e non è neppure un indipendentista. È stato non solo apprezzato e premiato in ambito mediterraneo ed europeo, ma è stato persino difeso dalla Corte Costituzionale, quindi contro i tentativi del governo italiano di delegittimarlo, poiché è riconosciuto come uno strumento che impone una disciplina che sia così rigida, che sia maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzia per la popolazione e il territorio interessati. Con ciò quindi preservando il paesaggio per la fruizione odierna e per le future generazioni, un bene che come tutti i beni ambientali non è illimitato ed è soggetto agli appetiti dei business privati, sottraendo con ciò alla fruizione delle collettività, dei residenti e dei turisti. Merita ricordare che l'urbanizzazione incontrollata nelle campagne nel decennio fra il 1990 e il 2000 in Sardegna ha portato ad una riduzione della superficie agricola coltivabile e quindi ad un uso produttivo di circa il 24,7%. Ma l'ondata del cemento, visto che mi riferisco a quel decennio, ha continuato a consumare il territorio sardo anche nel decennio successivo, quindi deprimendo l'economia agropastorale esistente e arrivando ad aumentare la dipendenza alimentare della Sardegna dall'importazione di alimenti per circa l'80% dall'esterno. Per cui un altro tema su cui noi dovremmo ragionare seriamente è il discorso della sovranità alimentare. Con il movimento dei pastori sardi nei giorni scorsi, con il blocco del porto di Olbia e dei tir che importavano alimenti e carne in Sardegna, grazie anche alla totale inesistenza dei controlli ai porti, altro problema critico, e quindi le leggi pure volutamente ambigue hanno nuovamente messo in risalto questo fenomeno, anch'esso frutto della riduzione delle terre destinate a coltivazione e ad allevamento. Quindi la Sardegna è un unicum grazie ai suoi ambienti costieri, marini, montani ed interni, alle sue tradizioni e alla sua cultura, per cui non può essere trasformato in Disneyland e ancor meno in ristrette riserve indiane dove far vedere com'era il nostro ambiente e come eravamo noi. Quindi, come scrive il Fatto Quotidiano del 12 luglio, dice il nodo fondamentale è la mediazione tra la tutela delle risorse primarie del territorio e dell'ambiente con le esigenze socio-economiche della comunità all'interno delle strategie di sviluppo territoriale e sostenibilità ambientale. Inutile dire che la nostra risposta non può che essere la conservazione del bene e non la distruzione per un momentaneo piatto di lenticchie. Noi vogliamo continuare a coesistere con il nostro ambiente, oggi e in futuro. Non permetteremo che il nostro territorio diventi uno spezzatino in mano alla speculazione del primo che arriva dal mare e a quei sardi succubi al servizio di queste logiche monetarie privatistiche, logiche da ricusare perché ci espropriano ancora una volta della cultura, delle tradizioni e dell'ambiente nel senso più ampio, riducendoci a una colonia delle multinazionali finanziarie e decretando irrimediabilmente la cancellazione della nostra identità. Noi siamo orgogliosi della nostra identità sarda e non vogliamo essere omologati a nessuno e ancor meno al peggio, così come si rischia. Per cui, con il PPR, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione italiana, degli obblighi imposti dalla Convenzione europea sul paesaggio e della propria normativa, la Sardegna si è dotata di uno strumento di pianificazione paesaggistica fondata sulla tutela
la corretta fruizione del patrimonio ambientale, a partire da quello costiero, perfettamente in linea con le nazioni più avanzate del mondo. Il PPR, prima di essere adottato, ribadisco, con tutti i suoi limiti nel bene e nel male, dopo un lungo iter è stato sottoposto ad approfondimenti ed osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati, quindi dagli enti locali agli imprenditori, alle associazioni ambientaliste, operazioni sempre pubbliche e trasparenti, perché questo dato è fortemente in contrapposizione a quello che viene oggi. Mi spiace notare che a tutt'oggi soltanto una minoranza di comuni ha adeguato i PUC al PPR, spesso per l'inesistenza dei primi, quindi per difetto da parte dei comuni e in altre situazioni per mancanza di coraggio da parte delle stesse amministrazioni comunali, altre volte per voluta dimenticanza o inadeguatezza nel reperire una norma di tutela regionale dalla stessa macchina regionale burocratizzata e con i suoi tempi biblici. Nel gioco dell'alternanza politica, dopo il governo Soru, mi sarei aspettata che un presidente, pur con posizioni politiche diversissime dalle mie, ma illuminato e lungimirante, ripartisse proprio dai punti deboli del PPR per perfezionarlo e aumentare la tutela del nostro bene ambiente a partire dall'ambito costiero, laddove gli appetiti si fanno sentire maggiormente. Appetiti che hanno già compromesso con la cementificazione circa il 50% delle nostre coste. Ma purtroppo per la Sardegna l'unica mira del Presidente Cappellacci in questi 3 anni di legislatura, per dirla tutta già che è annunciata in campagna elettorale, è stato l'attacco e la totale distruzione delle linee guida del PPR, quindi per far retrocedere il territorio sardo nella condizione di Far West e di terra di conquista da parte dei più forti, quindi ai danni delle nostre economie, svendendo la nostra risorsa più ricca. Tutto questo scenario lo vediamo dagli anni 60 agli anni 70. Ma questa importante esperienza, che avrebbe dovuto collocare la Sardegna come leader di civiltà nel mondo, subisce gli attacchi di 2 piani casa e della legge sul golf, proposte volute dal Presidente e dalla sua altalenante maggioranza e naturalmente votate al fallimento. Infatti gli esiti li abbiamo visti. Queste limitazioni del PPR stranamente hanno preservato la Sardegna e l'edilizia sarda, nonostante la sua crisi ciclica, quindi da una bolla immobiliare come quella che ha colpito dal 2008 l'economia edilizia della Spagna, che a causa della crisi mondiale e quindi della diminuzione dei flussi turistici nel proprio territorio ha visto fallire migliaia di imprese edili, quindi cravatate dagli interessi delle banche che si sono ritrovate un patrimonio immobiliare non sempre portato a termine, il tutto a discapito dell'ambiente di quel paese, quindi condannato dai diktat dei banchieri, strumenti della speculazione finanziaria internazionale. Tutto ciò questo sta avvenendo anche in Italia. La Sardegna nel luglio del 2012 ha visto rispetto al precedente anno una diminuzione dei flussi turistici di oltre il 27%, creando un decremento economico ancora più importante se si pensa che già l'anno precedente il decremento superava di molto il 20% delle presenze. Al Presidente Cappellacci avrei voluto dire che non è sufficiente mandare in lingua sarda dei messaggi al Presidente Monti, cosa mai fatta con il Presidente Berlusconi, nonostante le politiche italiane non siano cambiate, per poi, in nome di un presunto sviluppo della Sardegna, svenderci ai potentati di turno. Spero che il Presidente Cappellacci, che è arrivato in aula stamattina con un cellulare ed è riscappato col cellulare, non resti nella storia come il carnefice della nostra identità e il mediatore del saccheggio delle coste e della cementificazione della nostra agricoltura e della nostra pastorizia. In questa assemblea, per dirla con le parole del professor Salzano, nel consiglio regionale siedono persone e gruppi che non sono tutti devoti alle stesse divinità e agli stessi interessi dell'attuale Presidente della Regione. Si spera che essi comprendano quale sia la posta in gioco e assumano la responsabilità che hanno nei confronti del mondo intero, poiché la bellezza della Sardegna non è patrimonio solo di quanti oggi vi abitano.
e io aggiungo che ancor meno è patrimonio del presidente Cappellacci e di chi gli sta dietro. Noi ci opporremmo allo scempio e alle vostre linee guida e credo proprio che non saremo in pochi. Grazie.